Tornerà ad aprirsi come in un normale giorno di lavoro il cancello dell'elevatore che risale da quasi 400 metri di profondità. Si va verso lo stop dell'occupazione nel ventre della miniera e al riavvio dell'estrazione bloccata per una settimana dalla protesta dei minatori sardi. A turni di 8 ore hanno controllato la galleria dove erano stoccati centinaia di chili di esplosivo. L'umore è basso, il progetto non lo so, io spero che sia valido, la mia speranza è riposta in questo, se no qua noi finiremo tutti a casa. L'assemblea dei lavoratori riunita questa mattina sta decidendo, salvo sorprese, di abbassare di un gradino il livello della protesta, senza troppi entusiasmi però. Sanno di non aver ancora vinto, ma qualcosa hanno ottenuto, una proroga. Il governo ha detto una cosa ben precisa, che il progetto andrebbe rivisto. Si tratta di capire come. Noi attendiamo di capire queste modifiche. Via libera all'estrazione, ma non al deposito delle ceneri della vicina centrale Enel. Questa rimane l'unica arma in mano ai minatori perché la miniera si è realmente rilanciata in tempi brevi.